11ª giornata di Serie 1. È iniziata Fila San Martino contro le padrone di casa dell'Irenfix Torino. La mia preferita Filippi, la mia preferita, la campionessa del mondo 3 contro 3. E intanto il primo canestro di Clara Salvini. Vediamo che, come avevamo già anticipato, infatti si cerca sotto canestro Ostarello, che in difesa, per quando Torino difende, su Marcella Filippi, mentre c'è Ostarello dall'altro lato a tenere. Della Fila San Martino di Lupari. Vediamo che c'è un tiro da 3 a segno da parte della numero 12 Bjorklund. Vediamo Sulciute che cerca di superare la difesa di Clara Salvini, che le deve più che una decina di centimetri. C'era tutto il fallo. E ancora Sulciute che cerca l'1 contro 1 con Clara Salvini, che non molla. Arriva come un treno la Marcella Filippi, ma Ilaria Milazzo, che come sempre non ci sta a perdere, recupera la palla, e questa volta Melisa Bercianinovic di Moisha Kinar dalla pallacanestro Vigarano. È in attesa di Jade Walker. Intanto c'è il tiro di San Martino di Lupari, Marcella Filippi. Vediamo Bibi Barberis che vede Stejskalova che realizza, Beatrice Del Pero si lancia a canestro ma viene fermata in maniera corretta secondo gli arbitri da Bjorklund, contropiede Ciavarella. Ed è bellissimo anche lo spettacolo al quale stiamo assistendo sugli spalti, ed eccola là. Ha fatto un qualcosa che va al di là della normale, è così come anche Bea Del Pero, ma è quello della tecnica pura. Vediamo Barberis, Bercianinovic, Barberis, canestro. Vi consiglio di andare sulla pagina Facebook della Irenfix Torino appunto e di godervi. Intanto noi ci siamo visti il canestro di Ilaria Milazzo e subito coach Riga l'ha sostituita perché si è reso conto che il fallo era frutto della stanchezza che stava accompagnando la giocatrice. E in campo non dimentichiamo che c'è anche la Marcella Filippi, è proprio lei a ricevere la palla. Vediamo se Torino riuscirà. Ancora lei, Bibi Barberis, il primo attacco delle ospiti, primo canestro del terzo quarto. Vediamo di nuovo un tentativo, invece si lancia in un terzo tempo. Intanto Stejskalova che ha difficoltà, la vediamo decisamente. Intanto ha recuperato palla San Martino senza pensare che non c'era nessuna compagna a cui dare la palla. Intanto viene tentata la bomba che va a segno a fil di Serena da parte di Elena Fietta, una differenza non da poco. E nel frattempo Ilaria Milazzo dall'altra parte. Bercianinovic sottotono questa sera, non è riuscita a fare nessuno dei suoi tentativi pesanti di tiro, mentre invece dall'altra parte la palla che poi è finita sul fondo. Ilaria Milazzo, bomba, e la bomba va, fa passare il tempo, mancano 8 secondi alla fine dell'azione, e Beatrice Del Pero che questa sera sta avvenendo un miracolo. A questo momento Torino ha preso 3 rimbalzi in più della squadra ospite e vede Clara Salvini, 3 secondi, bisogna tirare, il tiro è regolare. Numero 5 Filippi che impatta sul tabellone, e invece la numero 12 non sbaglia. Melisa è decisamente in serata no. Intanto questa volta Ostarello non sbaglia, che vede Stejskalova, palla che però De Barberis prende e viene spinta nel canestro. Vediamo che non si riescono a trovare spiragli, ma no, alla fine qualcuno lo spiraglio lo trova ed è sempre lei, Angela Bjorklund. Porta blocco a Ilaria Milazzo, continua e va a prendere la palla anche Stejskalova. La palla la dà sempre, non le rimane mai tra le mani un secondo di più, ma non è che dall'altra parte si scherzi, ma ci sta. Oramai la lucidità non può averla ancora perché sta facendo una difesa. E dall'altra parte c'è Bjorklund, vediamo che lei di nuovo che prende palla, cerca di liberarsi dalla marcatura di Del Pero, serve poi Filippi che scarica in angolo a Ostarello. Non è probabilmente il caso di fare corri e tira, ma piuttosto di cercare azioni facili, come in questo caso è giusto citarla, è Francesca Di Chiara in questo momento che sta guidando la squadra dalla panchina. Beatrice Del Pero si invola, palla Bercianinovic, e questa volta la bomba va, 61 Torino, 60 Fila San Martino. Vediamo che si sta cercando le lunghe, vediamo chi avrà il coraggio per le giallonere di tirare sul chute. Crediamo che no, ha servito Ebe.
quando Aisandri e Clara Salvini che non riesce a segnare, palla contropiede della fila San Martino con Ostarello che termina con un +5 per la fila San Martino di Lupari. Una partita giocato veramente con tutto il cuore.